Valdastico Nord, buone notizie, pare che qualcosa si stia muovendo dopo decenni di stasi, ora che la provincia autonoma di Trento ha dato il via libera alla variante al piano urbanistico provinciale che andrebbe a permettere la realizzazione del tanto agognato collegamento tra A31 e Autostrada del Brennero. Un sì particolarmente atteso dal Veneto perché diventerebbe, soprattutto ora, dopo l'ultimazione dell'SPV, fondamentale anche per lo snellimento del traffico nella già intasata SS47 Valsugana, corridoio sud-nord. Con il nuovo tratto, provenendo dalla nostra regione, si andrebbe a uscire direttamente a Rovereto Sud. E ora, in vista di prossime scadenze di concessioni, potrebbe essere che le cose si muovano questa volta davvero. I prossimi passi prevedranno il parere del Consiglio delle Autonomie Locali e la Commissione del Consiglio provinciale lavorerà fino al 20 agosto. Si potrà quindi far programmare il disegno di legge tra il 10 e il 12 settembre per concludere l'iter entro metà settembre. Il tutto sarà quindi valutato dal concessionario che ha titolo d'azione fino al 2026, termine fissato per il completamento dell'autostrada con l'innesto a Trento. Nei giorni scorsi il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, aveva espresso soddisfazione per come si starebbero muovendo le cose. Aspettiamo dunque che passi l'estate.